Inizia domani mattina l'esame più difficile di Veneto Banca. L'organismo di controllo della borsa ha dato oggi parere favorevole per la collocazione delle azioni con un valore minimo di 10 centesimi per raggiungere il miliardo di aumento di capitale necessario per rilanciare l'istituto di Montebelluna. Chi vorrà acquistare azioni potrà farlo sia azionista fino al 22 giugno e fino al 24 se investitore istituzionale. A quel punto si capirà se la banca avrà ottenuto quell'interesse che gli darà la possibilità di arrivare alla collocazione in borsa, oppure, come è successo alla Popolare di Vicenza, tutto finirà nel fondo Atlante, con inevitabili conseguenze per l'esistenza della banca stessa. Da una parte c'è l'ottimismo espresso dal presidente dei grandi azionisti Bruno Zago, convinto che con i suoi capitani coraggiosi si arriverà ai 500 milioni più €1 di sottoscrizione che manterrà in Veneto la banca, dall'altra i disincantati come molti pensionati, soprattutto del mondo artigiano, delusi e amareggiati per una banca che ritenevano di casa. Tutti quegli anziani appassionati che hanno lavorato una vita, che hanno messo questi soldini, che li potevano servire da anziani, perché sappiamo che gli anziani per non dover chiedere magari i figli avevano bisogno, chi lo sa, della badante, avevano bisogno di cure. Cioè per me il problema non è ancora adesso il dramma succederà fra 10 anni. Perché tutte quelle risorse, perché sono stati bruciati 20.000 miliardi di vecchie lire, perché mi piace dirle in lire perché fa più effetto, perché 1 miliardo, 2 miliardi non dice niente, no? Quei soldi là che potevano servire per noi, per non disturbare i figli, e anche per i nostri figli e anche per i nostri nipoti, sono stati bruciati. Ora però bisogna guardare avanti, ribatte chi intende rilanciare, perché col fondo Atlante il valore rimarrà a 10 centesimi, rilevando Veneto Banca si potrà governarla riportandola in carreggiata, anche perché, sottolinea chi ci crede, la banca di Montebelluna vale molto di più delle sue quote attuali. Il responso a fine giugno, ma soprattutto dai mercati. Intanto il fondo Atlante sta a guardare.